Semos con Maurizio Pintus, che è su presidente del Saproloco de Musei, e semos in noghe a s'intrada del museo della agricoltura. Prima di tutto, Maurizio, grazie a aver accolto su convito nostro. Saproloco, ite attività vaghe in noghe musei e narimo ite iniziative e attività che si fatto in questo anno. Allora, Saproloco, ovviamente, come nella su voi detto, serve di poni in evidenza possa bida su i cessi del vai, no? Ecco, può valorizzare sa bida, può davare conoscere si strangio, ecco, può fare bidotto su i cesti nodi interessanti in modo che i satro pure possa tagattare, che anche interessa bene a questa bidiceda, ecco. L'attività di nareuso generale e custa. Poi tante attività che varioso tu sanno serviti proprio per tagliare di questo ragionamento e sicché varioso serie di manifestazioni a cominciare da su carnevali quando esti su periodo o a serie di attività in Berau in questo momento musei paese museo ecco di varioso poi una serie di sagre che arriva a stadi sagra della pecora sagra della pasta ecco tutte queste cose che semiti a fare tutto incentrata in sugli su tipo di economia della vita, musei, sto vita che è tradizioni, specialmente agricola, e quindi noi si causa di vai certe cose saprei a come si va a un'otta a cappotto, saprei a rusto, ecco, voglio sapere queste cose che merita non hanno mai visto sul luogo. Difatti esiste qualche cosa che finza in crae turistica, in crae narimoso de fa che conosca la bellezza di questa idea este de importumannu. A questo proposito siamo proprio come tapponava s'entrata del museo dell'agricoltura, dell'arte contadina e del massaios e non lo presenta sul bago questo museo. Io ho visto tutto ciò che si riesce a regoli dessa bide musei, perché tutto ciò che c'è in noi intro è stato donato o prestato, ecco, dessa bide musei, io cominciavo a girare da domo in domo e domani sul riassato, e è stato lui che vuole interessare, che vuole pragi, e o su uno stato, santo no, perché tutto successo in noi. C'è molte cose interessanti, che vunta s'aspetto dessa vita dessa agricoltura finta a 50 anni fa di tutto su che c'è noi bene usato, bene imparato. Maurizio, infatti, vediamo finza qualche strumento specifico, tipo. Poi ho castiato gusto, questa è questa macchina, avevamo le savà, serviera, può donare savà a moglie su bestiamo, perché non si dà molesta, savà su bestiamo non si va a pare. E quindi, chi è sta savà? Mori gasta e diceva savà a moglie. Ma era interessante di me la pragia a fare i gusti, questo va a muovere a mano. Dei gusti si sentì probabilmente in Africa, o ancora, no? Si voleva sul rigo e non molesta a mano. Poi manca da barato tutto sapere da me denti e si arriva a pasta denti puro. Ecco. Però questo è meno antico, si è gattato scavuau, avevo musei prima, sa? Avevo musei in su tempo dei romani, in questa zona. Luca, se bene proprio po' su trigo, po' di trigo, qua muove a mano. Andava atrasato. Si possono fare a questa per esempio, questa macchina che ho gattato scavuando all'olla. E si c'era svecciatrici, ai servi a selezionare su rigo, quando tu messa, sa, su rigo da gatta, su rigo e tutto su seme di serba, ma puro. Sicché quando manda a tornare a seminare lui, chi torna a seminare, torna a seminare, ma sicché è tavarenta, c'è tanta, tutto ai noi, mori canta, giranta, e selezionare su rigo, perché noi ci venuti tanti vasca, sa, e sa prospettica, sa romana, e si stampano su venuti crescenti. A Savini, su stampo romano, fu corso di avvenirsi a Sudrigo. E in l'ultima vasca, tu da cattare a Sudrigo selezionato. E tornaste a selezionare il Drigo, non erba mavasa. Bello, bene, interessante questa cosa. E come in epoca, questa pruso manco? Questa è del 1930-1940, resta poco. Finza sa sos primos annos, 30 anni sono i che sono venuti impreata questa tecnologia. Volete a femmina, sa molli, potete femmina 30 cose e vai, farete a girare sa manovella femmina. Interessante. Andiamo in satero ambiente. Ci resta una mera interessante. Questa devo sagattare tutto su sciara, non si è di tavura.
Sicché ho fatto una ricerca, grazie a Dio, c'è internet e aggiurata, e ho cercato fotografie su quali ho scritto testi. Poi, dopo che ho scritto testi, ho compreso di chi pure, noi ci vuole su Ravera, che tenera un allevamento di conilli sulla penna, in Sasa. Sicché, Duvaretta può sapere lì di conilli. Scetti che, quando nostra papà su veo di conilli, si imbrutta da pizzo, ci vicenda a pizzo, e dopo non si doveva portare su veo. In Santa Varenta, c'è tanta su veo in cui ha intro. Ci sei in cui questo cadena, dove Varenta girai, cusso scurri, di dubica scurri cusso, di sia su veo noi, e noi ci muti l'amasa, e du se canta roga e du piticusu. E noi ci muti l'amasa, chi passa, se canta su veo roga e du piticusu, e donasta a sconillo. Sicché su essi se cava roga e du piticusu, non diventa perdi nuda. Interessante, quindi è una macchina specifica proprio pose. Un trinciafeu, questo. Bene, e infatti... Questa volta è stata susciata, non si è manco tavura, potevo tutto susciare, devo tornare a arrangiare i nostri. A Trasac... Sono del Savroloco. E noi siamo in misura antica, su un budo, su un budo. E noi ci vuole stare un budo di trigo, a raso, un budo di trigo funta a 2,5 kg. Che ci vuole stare fa, funta a 2 kg. Ci sei, questo funta a 2 budo, su doppio di questo, messo un budo, e questo budo a guarra. Sa guarra fu studante di Serbiera, poi 2000 metri su del terreno. Asa intendi un'ai, du moise guarra, questo vuoto. Du moise guarra è studante di Uettaro. E sa misura fu studenti che ci capera, e studenti che serve poi se mi hai un studente trigo. Ci sei, questa misura sagraria, sa. Bene, sì, difatti sì. E poi i dimoso è una cosa bella che bisogna medas a inas strumentos chi sono proprio delle attività, de tutte le attività della terra, da agricoltura, vinzas albinzas, e non che tutto... In misura pogerri, civili, adazzi, ecco. E noi, su chi varia questa macchina, gudei, questa svecciatrice cerrera, possa fare a differenza con i civili, e non delle tre tipi di civili, sono molto diversi. Pari tu quali invece che tu scasti, sa? Questo botta si stampa per un mangio, questo paga per un spittico, e questo per spittico ancora. E noi ci arrenda su bodi, e 10 a su bodi. Poi 10 a Sasimbua e a Savini su Scetti. Quindi con 3 civili si arrenda tutto Savarra. Questa è una cosa di interesse umano che devono sempre essere tutto un lessico specifico delle attività agropastorale di un luogo. Tutto questo termine, che come finza in sardo si sono perdi, e dunque è bello pure a tramandare tutta questa terminologia specifica di tutto questo strumento proprio dell'arte del massaio che sono andando a si perdere. Ti fatto Maurizio un'ultima pregunta posu chi pertocca sempre questa attività di Saprolocco e sos progettos posu tempus cada bennere e finzas a livello una cosa che mi sta da me d'accordo è posa la generazione noasa come si può tramandare tutta questa bellezza e tutta questa tradizione che va in parte desidentità di una comunità. Ma come ti adesso? Noi siamo causa de poni dei giccai, dei scorrovettai, cosa che ci funti, proprio per fare ai giovani, cosa che non ti mai più. Noi avete giocando opereo sul museo in tutte manifestazioni che varioso, e persone, la gente che vede vorsa dei Bidamana, dei Castello, dei Quarto, dei Muravena, di giorno non è il luogo di Sardegna, no, quando variose manifestazioni. Quando brinta da noi a intro, binti cose, sa, mancai funti picciocchetti su dei 30-40 anni, che non scinti manco da stoccare a esti. Ecco, noi siamo cicchetti, te fai gusto. E ho cercato di votare in un altro tipo di iniziativa che in caso va di pure 20 anni, una specie di corte savetta, ecco. Se ho provveduto, sono cominciato già 3 anni, sempre per fare via come si vivenanza, bidda, ecco, ma non c'è tipo di forza. Poi spiccio che cosa non sta pure, perché cosa si discaresce, tipo, manco gusto, tanti mai bio, su chi sono a mostrare esatto. Quindi, su chi ci cadeva in noi, l'iniziativa nostra è cusa, di cercare portai a generazioni che antameni su che io conosco il nostro picciochetto e su che conosco il babbo nostro. Porta che nunca vuoi a Savini si scaresce tutto e Bernardo mai più scova del vorro.
Questa è una cosa bella, a dimostrazione che vinza questa attività della Sprolocoso in Salbiddas, in tutto Salbiddas, è proprio preziosa di fondamento, può tramandare tutte queste tradizioni. Grazie a Maurizio. Grazie a vosaltros. Siamo a intro de Villa Square, una villa storica, una doma storica in Noghe in musei, e bice a quale epoca si va a tornare questa Villa Square? Come storia è risaputo, nel senso che i documenti ci funti e non ci funti, poi también la cosa è stata persa, e ci funti il registro parrocchiale, che si è una cosa. Esti costruì in suo stesso periodo dessa Gresia, quindi circa in 1700. Questa domo, contrariamente a su chi si narra e a su chi si porta da innanzi, non c'è quale motivo senza si rende conto che non c'è una certificazione giusta, non è fu da uno convento, fu da una domo padronale dei Sconti a Square, che dentro il territorio in sa zona di Santo Lusciori, in noi musei, e in sa zona di Sadoerra. I noi vivianta, quindi teniante operaius, sa domo fu naturalmente, come taponava, domo padronale, quindi fu confortevole, ci vivianta per la stanza, tenianta s'alloggio con gli animali e cortilli, tenianta su guardo con su calesse, tenianta isottos a voi, tenianta sa verdura. Quindi issos vivianta me noi, funta integraus, e sa gente de museo stimata, poi come taponavo prima, teniant operaios, quindi fu da un beneficio, fu da posto di lavoro, mancai Bolonai non ti vesse simpatico su Meri, ma non fiada, poi te Square funti tutti affettuosi, funti tutti gioviali e di bello carattere. Quindi questa domo esti poi stati naturalmente abbandonare, ci sono state le vicissitudini di questa famiglia, funti motos in manus, e naturalmente questo non si funti sta causa dei musei, si chianta bene. In suo tempo però è stati a a persone di impresari di Castello, e sa domo fu abitata da questo castellaios. Tutto questo periodo sa domo fu naturalmente, come ti dico connota di Viciochedo, sono de euro da connota per sedare da dentro. Poi il supuro antilassao e sa domo via serrata. Essendo serrata sa domo fu diventando proprio un'attrazione per brintai, trafugai, guastai che una cosa che ci fu, magari poteva essere una cosa non dei valori commerciali, però poteva essere una cosa affettiva o poteva tenere una vattezza antica, e quindi era importante a proprio. E noi siamo proprio a intro di un appuntamento che è questa sala consiliare, e noi appunto si riuniti su questo comunale, però bisogna altri ambienti, se avete vice vinza di una biblioteca, come è un luogo articolato a Villa Square? Dunque, dopo tempo tornai, su stabili fu abbandonato, e c'è stata una bella brillante idea, perché c'è stato su finanziamento su regionali, e l'amministrazione del suo tempo ha pensato di acquisire. Quindi, acquisita questa bella struttura, non ci fu altro da fare che da rendere agibili e da rendere appunto fruibili per le persone di questa vita. E una bellissima cosa che è stata fatta è questa aula consigliare, che Santa Invidia in Medallogos, poi è proprio una cosa regali, bellissima, e del lusso. E poi ci sono locali della biblioteca comunale, quindi questo lavoro è stato e fruibile, poi si pipius, poi manus, poi in boide, e si va in vinzas eventi culturali. Poi ci sono altri uffici, che sono gli uffici intercomunali di Metallamare, e quindi naturalmente questa struttura, essendo aperta, è risultata uno bello che devozionai, un acquisto ben proprio pensato, poi non si perdio, poi tornare a tradizioni. Bice, questa è fin a sa sede dell'archivio storico comunale, dunque sono tutti locali impreados e valorizzados una volta che sono stati ristrutturati e agibili. Sì,
È proprio di aici. Prima l'archivio comunale fu da distaccato e non fu da fruibili per commenti esti moi. E quindi questo lavoro è una conquista dei valori. C'è si impiegata, c'è sempre Galinco Cantieri, appunto, può inserire giovani e quindi è aperto e consultabile. In proso suo sindaco, Maria Regorau, che in uno spazio che c'è aperto, è recuperabili, poi vai sul museo etnografico. E quindi questo lavoro diventa una cosa permanente che chiunque può di bene a visitare. Un'altra cosa che mi si oscarescia è di sottolineare che Metalla in Mare è l'unione dei comuni, quindi ci fonti questo ufficio, a voi i vari comuni del suo circondario, fanti sul Rabalonzoro. Siamo in compagnia di Giovanni Portas, chi este narimoso uno che ha valorato su Cigiri in musei e come nos ha raccontare questa bella storia di questa coltivazione di su Cigiri, che è un prodotto genuino, sena narimoso meichinas, non è trattato, è proprio semenato come si fa da una volta. Salute Giovanni e grazie per nos aver accolto nos aver invitato e convitato a narimoso ascoltare questa bella storia. Come te nasce questa avventura di Cigiri? Ciao, grazie. Questa storia è lunga, è antica. Adesso che cominciato a chiedere metà anni fa, all'incirca 1930-35, no? Questa storia te già è sul sapore della cosa, che poco ne curva già è una cosa misteriosa, però succede proprio in noi, a voi si sto chiedendo noi. Ci fu da nonno mio, si è arrivato Giovanni Suburo, fu da bravo agricoltori, traballata sanno nobiltà di Desasquerza, no? Azienda nadeus brumanna de dottor Sabida. Isso pura nadeus contadino de fiducia. Mesanus fu diventato talmente bravo conosceva tutto il Lorisi e tutto il terra e arrenesceva a nadeus associai sa qualità giusta dessa terra con sull'ori che depeda a Rai. Poita una parte dessa retribuzione dei operai fu da natura, no? Una parte dessa giornata da vaganta in Cigiri, in Fa, in Prisuci, in Sierru. In si stati tammatica, me voi, Srindia. Quindi isso tenete questo segreto, se no? Isso associando questa dogna terra a sull'ori arnecera a ottenni sull'ori nadeus de buona cottura. Itta si intende di buona cottura. Non parrà tostau e comunque quando documenta non si sciasciata, parrata intero. Immagina quando c'è senta susato, non è che picanta o barracchino o a specie pingiareda e sul minestrato calentanta scantata a sagita, quindi se tu calenta a 3-4 ore, se no da buona cottura si scalda da questa cosa proprio disgustosa da papà. E isso a un certo punto della vita già è diventato geloso di questo loro, di questa fa e di questo Cigiri. Geloso poi non può vedere che si è mesturato altro lorisi e quindi ti meta di verdi sarrazza. Questa demoria da portare ad ogni tanti a qua all'inco sacchittedo, all'inco botto, d'esempio, mancai entro un muro, a papasa della congedura, in modo che voi mancai adesso tornare a casa, sanno dopo, porta di meta che mancai e si succede che all'incoincidenti. Si incidente pure, o cade in corallo dei bestiami che andano a pace su Cigiri, o fuoco, oppure in sac roba che andano a bentuare o a regolare sull'oro, mancai che all'incurro di strada sa guardia e di dovrare sacchettedo. Quindi uno di questo botticello, di questo sacchettedo, da qua talmente bene che a quota si morre e da pagata faccia sonoranta, no? Te presente che voi mamma antesichiva a Rai questo Cigiri? Quando da pagata da para mamma, ma questo Cigiri? Ah, questa è cosa che fa il nonno, sicuramente da qua non da poter ragattare. E dopo a poter segnare questo Cigiri, 100 semmi in punti nasce su 10, ma pure su roppio che mamma si chiama a segnare e si chiama a papà in domo.
Poi a poco prendo poi ogni tanto bene di comprare io mi di frequentare. E sindi a regolare 10 kg mi di frequentare 15, sindi a regolare 20 mi di frequentare 30. A Savina poi scopretto che ha avuto Gigli che è ormai spareso della circolazione, i nostri coltiva pruso, ne avevo dessa 1950-55. Finché a quando poi si diventa cattauso a livello scientifico corsi tecnici della Ore e de Agris Santinao mantenuto a comprendere tesi main mouse o una specie di scrisoggia, una specie di tesoro, banda rivalutato e quindi ti devi impegnare e poi difendi questa qualità che ormai è estinta. Come ti ho indici punti estinzioni di animali e di matas e di qualsiasi genere vegetali e animali, questo Gigi ormai vuole già scomparso. Giovanni, seste costituito un comitato di tutela e beste s'azzudo a livello tecnico de duas agenzias regionales, Agris e Laore. Come te posate azzuato sa regione in concreto? In concreto si aggiunta, si consiglianta, fanti dedotto poi ogni anno riesciamo a crescere come il numero di persone che coltivano questa biodiversità. Si consigliano come magari aumentare la produzione e poi vado su dei attopi, incontravo altri comitati che ci vanno in zona, a cui si confrontavo con la tutela di altre biodiversità. Per esempio collaboravo con Santo Giovanni Suergiu, con Sagivo da Rubia, collaboravo con Calasetta, dove è sa Gentilanieda, oppure Arbus sa Bravenieda, quindi punti tutto biodiversità animali e vegetali che hanno bisogno della terra e dei gruppi come sono dei comitati a cui arnescioso sia a fare produzioni sia a fare promozioni. E quindi Agris e Laore funti un aiuto mera importante e indispensabile per noi. E un altro riconoscimento, Giovanni, è stato sul Ministero delle Politiche Agrarias e Forestales, esistendo proprio questo riconoscimento del marchio PAT, prodotto agricolo tradizionale. Questo è un traguardo manno. Sì, questo traguardo lo ottenno 2 anni fa, è stato uno dei primi decreti del governo Draghi. In pratica accappia da questo prodotto a suo territorio. PAT. È proprio identificato questo Gigidi con il territorio comunale dei musei. Quindi adesso come adesso in italiano parmigiano reggiano che si fa in altro luogo. Quindi adesso a più strinto tra area geografica e prodotto locale. È interessante questa cosa, proprio è bello puro sul fatto che è veramente positivo, sul fatto che vi siete un riconoscimento come biodiversità, del prodotto, come il due, attraverso da Sachipudda di Santo Giovanni Suergiu, fino a Albeghe Niedda de Arbus, insomma, vi sono veramente prodotti tipici locali che tengono questo sapore di una volta che erano avvalorati. E venendo invece a questo aspetto pruso, di suo tribaglio, che beste in desegus e sa semena de succicidi quando este e finza sa recolta. Dunque, sa succicidi esti sull'ori che dedi sa vita brucruzza. E sa va sopra i succi si arante semi a novembre e si arrecolenti a giugno. Questo invece si semina da marzo e si arrecolenti a giugno, quindi dedi 4 mesi di vita. Este un traballo chinoso e oso rivalorizzare una deusa antica, però modernizzato, commenti. Modernizzato poi questo traballo è antico, modernizzato poi ci funti giovani che si funti inserendo in questa attività, no? O quando sono diventato 15 adesso appartenenti a questo comitato.
I giovani sono sicuramente punti innamorati di questo lavoro antico, poi è mega impegnativo. Anti comprendi che hanno strebito un trattore in mano, può fare meta cicidi, anzi, sì, con questo trattore in mano, appetita sul luogo e cicidi non divisi. Quindi tu devi essere terra cercando di non entrare in meta con Sarau e quindi devi traballare sul villigedo di 15 cm. Poi tu devi marrare a mano, tu sei a filere, poi tu devi usare nessun prodotto chimico, no? Quindi diserbanti chimici o altri o fertilizzanti non esistono. Ti vuoi che della damina di uso cotto e poi c'è questo lavoro con su marrone o con molto zappa di uso bittichedes. E adesso che i giovani si punto innamorando di questo lavoro, dona da me la soddisfazione. Tra l'altro, noi io sono notato che meta azienda agricola, punti in italiano diversificando questa produzione, no? Invece dei tenni 1000 bravesi, ci cantava un numero a 900 e manca adesso che non guadagna con 600 bravesi che mancano adesso dallo e si punta a Rai Gigi, comunque c'è comunque un bello commercio, dona a me la soddisfazione e poi se a me la soddisfazione il ragionamento si porta a senante si cospi più su delle scuole, no? Ci punti progetti su educazione ambientale e alimentare. Meta mamma ormai antiperde il gusto di cucinare in domo, picanta tutta questa cosa già è pronta, e invece con su Gigi devono inventare minestrosi a Santica, fatto se mancare con un calinquarro di pezzi di brocco, oppure insistati con tammatica se è un pacchetto di cipolla. Quindi in adesso che a Salvini c'è tutto un mondo a sotto di questa difesa della biodiversità. Sì. Difatti, finza su Papparesano, poso spizzino, insomma, finza posa gente manna, è di fondamento in una epoca, in un'età, oramai con questa globalizzazione, teniamo prodotto sempre alterato da sostanze chimiche, conservanti, e dunque a gusto, lo che proprio fa carabinieri in camera, è un prodotto veramente che vale la pena di valorare. E Giovanni, poso ibertocca invece sa commercializzazione e sa diffusione a livello finza de mercato de succigiri, come ti sei disorganizzato? Se noi lo indite? Dunque, se noi come comitato teniamo 4 anni di vita. Dobbiamo andare in modo diretto 10 con gli acquirenti che si conoscono. In stati partecipiamo a questa sacra e fiera paesana. Però se sto incominciando a agattare dei mercati abbastanza importanti, specialmente in Castello a voi si punti già incominciando a conoscere questo scuocos, questo ristorante di un certo livello, se sto verrendo vinto o sbocco commerciale con i croceristi che arrivano dal supporto di Castello, quindi adesso depois arnesciamenti su questo prodotto vince se turisti che sono curiosi di questa biodiversità, si vota una qualità di 10 non da tanta nessuno luogo, quando vuota che da tanta voi si innamorano da questo puro del suo gusto di questo cicidi e quindi adesso che pensa a pagare anno fa poneste in vendita qualche quintali di prodotti, noi stiamo superando 10-15 quintali, quindi c'è traballo, c'è soddisfazione e traballo puro. Narimo che su traballo bene di finza compensato con suo interesse posos acquirentes e pochi che Papparesano. E Giovanni, siamo in questa bella location, narimo con un termine inglese, e noi siamo in testa questa arco, questa bella lolla narimo. Questa pure s'entrata dessa domo del nonno su che allogato su sacchettino dei Gigi nel 1930 bivete in noi, a domo con Sallolle e Boisi, però questo fu da fattori dessa famiglia a Square. Sul logo si cerca da su congiao di uomo e adesso
proprio sul nome in origine fu da Saccordo de Sugungiadiomo, poeta. All'inizio del Novecento, sa Don Ottavio Square, familiari si entra decidio di inventare questa stalla, questa corro, proprio poi accorrare poi a sonotti in modo che a dedì invece di andare a pasci, dipende andare a traballare. E giusto tanto a papà scelta a sonotti. Quindi adesso che post inizio del secolo passato è stata la prima forma di modernizzazione del allevamento dei boisi, non ci sono ancora estrattori, e aranta e trasportata tutto questo carro a boisi. Un altro traguardo che si dentro è l'iscrizione sul registro regionale delle biodiversità. E che differenza bada tra queste due qualità dei cigiri? Dunque, questo gigide dei musei in pratica fonti due biodiversità, in adesso cappiare a pari, no? Potenza non è che si scioperà o sognedo del su bianco, due semianta o zimpari. La differenza voi tante cattare nel laboratorio e si da cattare su noi quando da rauso. Su gigide di niedo, che noi io tornavo a non mangiare con che modo. Esti gusto si differenzia da adesso di bianco, su frori e sti arrubiasto, su fondo è il pacchetto rubascio, su gici di bianco invece è a barra protondo, procrado e su frori bianco. Comunque fonti due biodiversità completamente diverse in tutto la Sardegna e quindi in tutto il mondo puro se sono che detengono questa biodiversità. La differenza di sapore tra una e l'altra oppure sono... Adesso che su gici di bianco a barra un pacchetto produci. Su niente invece dai do gusto meda profotti. Quando dove pausa su niente è sto pacchetto proso protostao e proso indicato per insalata, ma che su gigi di bianco invece si tratta di proso e minestres. Giovanni, siamo a intro di gusti stabile, poi te veniva impreato. Dunque, questo nasce in 1913, è stato incominciato a costruire nel 1913 e inaugurato nel 1915, quindi è un lavoro venduto. E tutta questa costruzione è fatta tutta all'ardi e adesso che questa struttura portante è fatta di questo matto ebreo. Poi tenta costruire su bisconti entra già incominciare a regionare di agricoltura, di allevamento adesso moderno, no? I bosi impiegando troppo tempo in campagna, perché ci vuole ancora su Vasco do Brato adesso, no? E sono costringevo a papà e a sonotti, a papà, a dedicare tutto questo tempo di traballare, non dipende a pace. Quindi vorrà adesso come ottimizzare adesso l'allevamento dei bosi, potenziando ci sono ancora estrattori e ottenere il risultato bello in campagna con il tempo che tenete a disposizione per traballare. Quindi adesso che non fate su fattori noi è curato da tutti i sotto della famiglia, della nobiltà e delle squadre. Tu hai ereditato un costo belli stabile che tiene una valenza storica, che è una sorta di allevamento industriale ante litteram, potremmo narrare. Andiamo a fora poi era qualche dettaglio di gusti stabile. Come te fu di articolato, che no che diciamo che sono in scala che magari a suo piano di sopra. Allora, il stabile fu in pratica costruito con sviluppato in due piani, no? In pizzo sono 88, immagazzinante a sollori e sovveo e saballa potranno papà e so bestiammi. Ci dazianta adesso o accordo in questa scavitella oppure tenente un bao con due carrucola firmanta su carravosi noi in pizzo ci fu altro cancello e ci dazianta tutte sprovvista sa prodotto sierro potranno papà i bosi. Te presenti che in sano non ci punta ancora in mangimisi e quindi l'alimentazione dei bosi vuole scegliere tutta la palla che alloganta dopo che trepanta sull'ori, sul trigo, s'avvena sicuramente va dentro a trigo morisco volta estersa de sasquerza funta in bacio in sischesu dovuta s'acqua quindi in si stati mancai a regolento bello pacchetto di trigo morisco e poi donata a moglio donata ai vitellus e ai bosi dentro che qua baccicella dei mulli pure sicuramente funta azienda mannas. Siamo
Naremos in sa parte desistabile che est esposto a mesudie a sud. Giovanni, questa parte desistabile est impreada, questa parte in sa istallas, naremos in ubi fun sol boese, e no che fu di sa domo de su maniscalco, de su chi ferrai di puru sol boese. Fu custus impreu commente naremos fu di articolata questa attività? L'attività di noi, questa parte da serranta apposta a Sagota e Mallorus, poi adesso che cappianta i vitellus e Mallorus e poi va dentro tutto i straballus per arrangiare i scarros, i saraus, quindi ci vuole insomma i stellina che deve arrangiare l'incubezzo dell'inna dei scarros. Su Ferreri deve tornare a arrangiare l'inquarao, oppure poi sicuro su Ferranta, quindi deve traballare sunga e ponniferros, quindi adesso che fu da Savatti adesso concia di uomo noi su bivi a vuruta mancai ci punta il guardiano su adesso notti dipende vai a guardia dipende comunque bivi noi adesso che l'azienda Square può iniziare a tenere a traballare un'ottantina o 100 dipendenti tra pastori, servidori femmine si dipende vai sul fatto del domo quindi adesso che funta meno sposto del traballo siamo infatti a saccabu di questa puntata, però Giovanni ti chiedo fare un'ultima pregunta. A molbidu che tutto questo bene, questa parte di storia de famiglia oramai, ti fatto due consideros. Su primo è chi l'ha fatto fare a non abbandonare questa cosa, anzi se si sta coraggioso che ha zutto innanzi su una tradizione che rischia da si perdere. E la seconda cosa che ti chiedo domandare è finza su un appello a queste istituzioni o a chi è de dovere può cliccare de fare in maniera de avvalorare un patrimonio storico che fa parte della storia de Saida narimoso ite preguntas ite domandas tue e qual è su considero che fa a questo proposito. Allora, prima di tutto io adesso non ho mai pensato di dove a Ruio, di dove bendi o di dove crollare completamente. Sicuro ho bisogno di manutenzione. Per me non è questo patrimonio di Giovanni o di sua famiglia, è questo patrimonio dei musei, è questo patrimonio dei Sulcisi, è questo patrimonio della Sardegna, è questo patrimonio inestimabile. Poi hanno sindacato uguali e soprattutto adesso che con sa giusta considerazione un restauro conservativo, adesso comunque fatto in grazia di Dio si può sempre fare. Dio è disponibile, Dio da per esempio che sono con gli amministratori e noi disio gestionando, non mantinao gano, non mantinao sì lo restauriamo domani, comunque siamo sempre disponibili a un accordo, penso che comunque la struttura di AIC, volta che è restaurata adesso in modo intelligente e comunque moderno, può diventare finza un patrimonio adesso da utilizzare a fini turistici o comunque dona sicuramente oltre a donare illustra a Sabida può essere una forma economica per il futuro di Sabida pure. Sì, difatti si è proprio gasi e su compito è proprio questo di cliccare di salvaguardare il suo patrimonio culturale e finza architettonico che teniamo in salvità nostra. Deo, vostro grazie per attento, è stata una puntata di sicuro di interesse umano, di pure scoperto medas cosas desa scale se non fui a conoscenza, torno grazie a Giovanni per l'ospitalità e deo bol da appuntamento alla prossima puntata. Adios. Grazie.